Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Crolla il braccio di una gru in un cantiere al centro di Palermo, morti 2 operai, rimasto ferito il gommista che si trovava al di sotto. Spari nella notte a Sferracavallo, esplosi 30 colpi di Kalashnikov contro una rimessa d'auto. Il mandamento di San Lorenzo continua a mandare messaggi inequivocabili. 2 vittime in uno scontro frontale ad Acquedolci nel Messinese. Un motociclista muore su Viale Mediterraneo a Catania. Era finito sul guardrail. Marciapiedi disastrati a Catania. Pericoloso anche solo transitare per turisti e pedoni. Droga a scuole in un istituto di Randazzo. I carabinieri hanno trovato residui di spinelli e marijuana tra i banchi. Piffe torna al cinema con una commedia ironica e personale su fede, incoerenza e dolci siciliani. Che Dio perdona a tutti. Calcio, Palermo obbligato a vincere a Frosinone, i rosanero impegnati oggi in una partita chiave per continuare a sperare nella promozione diretta. Serie C, Catania lunedì a Crotone ritroverà Forte tra i convocati, trasferta ancora vietata ai tifosi rossazzurri. È stato un nuovo gravissimo incidente sul lavoro. È successo in un cantiere al centro di Palermo, in una zona residenziale dove è crollata una gru. Morti 2 operai, uno era originario della Romania, l'altro della Tunisia. Avevano 50 e 41 anni. Dettagli nel servizio di Maglio Viola. Crolla il cestello di una gru durante i lavori di ristrutturazione al 10° piano di uno stabile e 2 operai edili rimangono uccisi mentre una terza persona, un gommista, rimane ferito alla testa. Ma il bilancio poteva essere molto più grave. È l'esito di un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattina in via Ruggero Marturano a Palermo, proprio di fronte alla chiesa del Don Orione. In base alle prime notizie sembra abbia ceduto il braccio meccanico della gru che reggeva il cestello sul quale stavano lavorando i 2 operai incaricati di un intervento di ristrutturazione nei sottobalconi di un condominio che sorge proprio all'angolo fra via Ruggero Marturano e via Miraglio Rizzo. Il braccio sembra abbia ceduto di schianto e per i 2 operai del cestello non c'è stato nulla da fare. Crollando lo stesso braccio con il cestello ha terminato la propria corsa sulla pensilina del gommista sottostante dove stavano lavorando alcuni addetti. La pensilina in metallo ha ceduto e uno degli addetti è stato colpito alla testa. Soccorso e trasportato in ospedale. Salvi per una coincidenza gli altri 2. Una pila di copertoni usati in attesa di essere smaltiti e accatastata a fianco della pensilina ha infatti trattenuto in parte il crollo, salvando di fatto gli altri gommisti da gravi conseguenze. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il 118, la strada è stata chiusa dalla polizia che sta anche ascoltando i testimoni del drammatico evento. Reazioni di rabbia e sconforto per l'ennesimo incidente. Sentiamo l'amarezza di un sindacalista della CGIL che da anni denuncia le condizioni di sicurezza nei cantieri. Ennesima tragedia, purtroppo annunciata. Noi abbiamo da anni denunciato le condizioni in cui versano i cantieri edili palermitani. Abbiamo chiesto alle istituzioni, abbiamo chiesto alla prefettura. Purtroppo in questa città si muore lavorando. Questo è un dramma al quale tutti noi, organizzazioni sindacali, istituzioni, politica, dobbiamo intervenire. Questa cosa non può accadere in una città normale come Palermo, in cui già le scorse settimane vedevamo come sempre lavoratori che nei ponteggi sono sempre in bregature, non fanno la formazione. Ma come si può accettare in un paese civile una condizione del genere? Tra un mese siamo a 2 anni dalla strage di Casteldaccia, un processo non avviato, un responsabile non individuato. Ma si può in questo paese fare così? Si intervenga con delle norme stringenti che garantiscano salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cambiamo argomento, notte di terrore a Sferracavallo, una raffica di colpi di Kalashnikov è stata esplosa contro un'autorimessa. Il mandamento mafioso di San Lorenzo continua a mandare messaggi inequivocabili. Marco Gullà. Oltre 30 colpi di mitra contro la vetrina di un'autorimessa e alcune auto. È successo ieri notte nella borgata marinara di Sferracavallo, località balneare di Palermo. Una Fiat 500 di colore nero si è fermata davanti all'autorimessa, il passeggero è sceso e ha sparato una trentina di colpi con una mitragliatrice, prendendo di mira, oltre al cancello, anche alcune automobili parcheggiate. Un'intimidazione di stampo mafioso, Cosa Nostra che torna ad alzare la voce dopo gli atti intimidatori
intimidatori contro l'azienda Sicily by Car, il mandamento di San Lorenzo continua a mandare messaggi inequivocabili. La mafia c'è e marca il territorio. Scene di guerra, ci dice un residente che non vuole apparire, una raffica spaventosa, non abbiamo capito subito cosa fosse. Non potevamo immaginare una cosa del genere, un fragore violentissimo. A sparare un giovane uscito dal lato passeggero della Fiat 500 mentre il guidatore è rimasto in abitacolo con il motore acceso. Poi dopo gli spari, la fuga, un po' come era successo settimane fa con un altro atto intimidatorio verso Sicily by Car. Anche allora erano arrivati in macchina, che però non era ripartita, costringendoli a scappare a piedi. I colpi si erano conficcati sui muri di una villetta dove era in corso una festa e di una casa vacanze, per fortuna vuota. Episodi inquietanti, allora come oggi. Cosa Nostra vuole segnare il territorio. C'è stato un grave incidente stradale intorno alle 12:30 sulla tangenziale di Catania all'altezza del bivio per San Gregorio. A perdere la vita un cinquantenne che era a bordo di una moto che è finita contro il guardrail. Sul posto i soccorsi del 118, il traffico è in tilt con lunghe code sul viale Mediterraneo in direzione di San Gregorio. E un altro violento incidente c'è stato la notte scorsa tra due auto nel Messinese ad Acquedolci. Il bilancio gravissimo è di 2 morti e una persona ferita. Francesco Triolo. Un'altra tragedia sulle strade, quella avvenuta nella serata di ieri ad Acquedolci nel Messinese, dove un violento scontro tra 2 auto ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di una giovane. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 lungo la strada statale 113 in un tratto rettilineo. 2 auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. A perdere la vita sono stati Giuseppe Crisci, 54 anni, e Domenico Gerbino, 25 anni, suocero e genero, entrambi originari di Caronia. I 2 viaggiavano sulla stessa vettura insieme alla figlia del 54enne rimasta ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Non gravi invece le condizioni del conducente dell'altra auto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui si trovavano le vittime diretta verso Palermo si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura. Dopo l'impatto la macchina è finita contro un albero ribaltandosi su un fianco. Per i 2 uomini non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, impegnati a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere. La Procura di Patria ha disposto gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità di Caronia, dove le vittime erano molto conosciute, lasciando sgomento e dolore in tutto il territorio. La sua auto è stata usata per fare una rapina, stiamo arrivando, è l'ultimo trucco della truffa agli anziani, anziana che in questo caso però non c'è cascata. Davide Sardo. Un copione ormai noto, ma questa volta con un finale diverso. La truffa del finto carabiniere si trasforma in arresto in flagranza. I 2 malviventi, un uomo e una donna, avevano escogitato un nuovo stratagemma. Dopo l'incidente del figlio o nipote, da compensare con un risarcimento, arriva il trucco del furto dell'auto. Tutto inizia con una telefonata. Un sedicente maresciallo contatta una 60enne di Agrigento raccontandole che la sua auto sarebbe stata utilizzata per una rapina nella città dei Templi. Poi la richiesta di denaro per sistemare la vicenda e l'annuncio dell'arrivo di una falsa funzionaria del tribunale. Ma la donna non cade nella trappola, intuisce il raggiro e avvisa la polizia. Scatta così il blitz. Quando i 2 si presentano alla porta e riescono a farsi consegnare monili d'oro e preziosi, trovano ad attenderli gli agenti che li bloccano in flagranza. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere in attesa della convalida. Un'operazione che conferma l'importanza di denunciare subito. Solo così è possibile fermare truffe sempre più diffuse e insidiose. 2 persone sono state arrestate a Siracusa perché ritenute responsabili di alcuni gravi episodi intimidatori. Tra dicembre e gennaio scorso avrebbero messo in atto attentati incendiari contro un chiosco, una pasticceria, un bar e un magazzino. Torniamo a Catania, dove pedoni e turisti sono alle prese con marciapiedi disastrati che mettono a rischio l'incolumità. Un anziano ci ha detto che in poco tempo ha visto finire in ospedale 3 persone. Tonino De Mana.
Due immagini simbolo nello stesso punto. 3 giovani turiste in difficoltà con il trolley ed un anziano alle prese con il marciapiede disastrato. Catania si conferma ostile ed ostica per i pedoni, sempre più ostaggio di una città che non è certo a misura d'uomo. Di fatto camminare a piedi è sempre più rischioso ed il pericolo non è soltanto all'angolo dalle vie Ventimiglia ed Enrico Adolfo Pantano. Siamo in pieno centro, non in una strada di periferia, e bastano una telecamera ed un microfono per attirare, è il caso di dire, chi vuole raccontare un'esperienza. Lei abita qui, ma quante persone ha visto cadere in questa strada? Almeno 3 sicuro. Di una so per certo che si è rotta il femore, e per noi anziani è un problema serio. È una situazione incredibile. Da sotto casa magari una persona si vuole spostare, poi vedo anche i turisti che hanno difficoltà. È una situazione molto particolare, onestamente. Sono tante le segnalazioni alla linea di WhatsApp 342 74 55 005, testi più o meno simili, visto che i marciapiedi ostacolo sono ovunque, dai materassi all'immancabile spazzatura che rende problematico il passaggio in via Caronda, analoga scena in via Conte Ruggero. E che dire di piazza Verga? Siamo di fronte al tribunale, ma sembra di essere in una strada scenario di guerra. Non so qui cosa sia accaduto, perché dico questa strada non la facciamo spesso, quindi lavorando in tribunale, quindi voglio dire, non lo so se è un problema che è nato ora. Stia tranquilla che non è stata bombardata? No, assolutamente, meno male. Si parla tanto di mobilità sostenibile, si incentiva ad usare meno l'auto, ma per i pedoni sono sempre più tempi difficili. La droga è diffusa tra i giovani anche dentro le scuole. In un istituto superiore di Randazzo, in provincia di Catania, i carabinieri hanno trovato tra i banchi residui di spinelli e marijuana. Desiree Ferlito. Dalla scuola alle piazze, al centro la piaga della droga tra i giovani. A Catania si alza il livello dei controlli dentro e fuori gli istituti scolastici per contrastare un fenomeno che preoccupa sempre di più, quello del fumo tra i banchi. L'obiettivo, condiviso da scuole e carabinieri del comando provinciale etneo, è rafforzare la cultura della legalità tra i ragazzi. A Randazzo gli uomini della locale compagnia, insieme al reparto cinofili di Nicolosi, hanno passato al setaccio un istituto superiore. Classi, corridoi, bagni e cortile sotto controllo, grazie al fiuto del cane King, rinvenuti residui di spinelli, una cannuccia utilizzata per droghe in polvere e una dose di marijuana nascosta. Un giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Ma spacciare è reato. A Paternò i carabinieri hanno arrestato un 16enne sorpreso mentre spacciava droga. Con sé aveva 9 dosi di marijuana, denaro contante e materiale per il confezionamento. Il minorenne è stato trasferito al centro di prima accoglienza. Fermiamoci adesso una pausa, torniamo con altre notizie, parleremo della giornata del mare con la Marina che apre ai cittadini le sue basi e poi dell'ultimo film di PIF. A tra poco. In occasione della giornata nazionale del mare, la Marina Militare apre le porte delle proprie basi a studenti e cittadini. Sentiamo Emanuela Corsi. Porte aperte nelle basi della Marina Militare di Augusta, Catania e Messina in occasione della Giornata Nazionale del Mare che si celebra ogni anno l'11 aprile. Da giovedì a sabato 3 giorni di visite, dimostrazioni e momenti informativi per avvicinare cittadini e studenti alle attività della Marina e alla cultura del mare. All'Arsenale di Augusta, dove ha sede Mari Sicilia, visite guidate ai laboratori e alle officine per vedere da vicino il lavoro tecnico e specialistico che sostiene l'efficienza delle unità navali e la sicurezza delle attività in mare. Non è solo una semplice festa, ma è una profonda riflessione sul legame che lega appunto la nostra nazione al mare. E l'obiettivo principale che noi ci siamo prefissati è quello di sensibilizzare la popolazione civile, ma soprattutto le nuove generazioni, all'importanza e alla cultura del mare, sotto tanti profili, ambientali, culturale ed economico. Una parte importante del nostro lavoro è l'esercitazione, cioè essere pronti a gestire delle situazioni di emergenza. Oggi appunto faremo la dimostrazione di un salvataggio, di un naufrago, verrà fatta proprio nelle acque antistanti il porto di Augusta. Nel comprensorio di Terravecchia, sede del Comando Marittimo Sicilia, visite della sala storica. Alla scuola Comando Navale illustrate invece le attività svolte con dimostrazioni al simulatore di plancia. Sabato, in occasione della Giornata del Mare, a Catania l'apertura della stazione elicotteri della Marina Militare Maristeli, esposizioni statiche di elicotteri, una mostra in hangar e stand promozionali. A Messina, aperta al pubblico la lanterna del Montorsoli.
Siamo agli spettacoli. Piff torna al cinema con una commedia ironica e personale su fede, incoerenza e anche molti dolci siciliani. Eva Spampinato lo ha incontrato insieme alla protagonista femminile, Giusy Buscemi. Di solito quando si vuole conquistare una ragazza ci si mette a dieta, invece qua mi sembra che va a finire al contrario. Ma se non puoi nascondere i tuoi punti deboli, li devi mostrare, farli diventare dei punti di forza. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno. Che Dio perdona a tutti è un film su Dio e sulla ricotta. Parola di Piff, Pierfrancesco Di Liberto, che torna dietro la macchina da presa in una pellicola di cui firma anche la sceneggiatura, dove si intrecciano sentimenti, fede e identità. In Sicilia basta dire futti futti che Dio perdona a tutti ed è chiaro a tutti. Magari in Veneto lo prendo in maniera letterale, in realtà noi sappiamo che è più una metafora. C'è la Sicilia, ci sono i dolci, anche quelli meno conosciuti come la patata, 2 strati di pan di Spagna imbevuto di rum, ripieno di crema, avvolto da pasta di marzapane. Era importante far capire quanto i dolci siano importanti in Sicilia. Iris caricata al forno e strisciata di cacao. Agnostico lui, Arturo Piff, super credente lei, Flora, Giusy Buscemi, siciliani entrambi, come Francesco Scianna, l'amico Fedifrago. Attorno una Sicilia fatta di feste patronali e contraddizioni. Bello poter raccontare un personaggio come Flora che ha tante forme, tante sfumature e che viene messa in discussione dall'arrivo di Arturo. Mettere in discussione ciò che noi pensiamo essere una certezza è sempre salutare, fa bene. Nel cast Carlos Ippolito nel ruolo di Papa Francesco, che Piff ha incontrato nella realtà, e i siciliani Maurizio Marchetti e Domenico Centamore. Alla fine Dio perdona a tutti. Come dice lui, prima ci deve essere il pentimento. Certo, poi il perdono deve venire dopo il pentimento. Noi in Sicilia questa cosa non abbiamo chiaro il perdono, il pentimento sorvoliamo. Ci fermiamo, c'è una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva, con il Palermo che stasera va in campo a Frosinone, mentre il Catania si prepara alla trasferta di lunedì. Siamo al calcio, stasera il Palermo in campo a Frosinone per la partita più importante della stagione. Rosanero obbligati a vincere se vorranno inseguire il sogno della promozione diretta. Marco Gullà. La squadra arriva molto carica, una grande partita, insomma siamo felici di giocarcela a poche giornate alla fine, è già un grande obiettivo, è chiaro che vogliamo vincere e andremo per fare una grande partita. All in, il Palermo non può fare altro, se vuole alimentare il sogno della promozione diretta stasera a Frosinone deve solo vincere. Oggi allo Stirpe c'è uno snodo decisivo, la classifica, parla chiaro, Ciociari secondi e con 4 punti in più rispetto ai siciliani, un crocevia che può indirizzare la corsa alla promozione. Il Palermo, oltre al Frosinone, deve vincere anche il tabù principale della stagione, quello di non avere mai vinto uno scontro diretto. Il Frosinone sta facendo un campionato straordinario, come noi, meglio di noi, perché ha 4 punti in più, per cui abbiamo il dovere di andare a giocarcela, a vincerla, anche se non sarà semplice, però insomma penso che adesso tutti hanno paura del Palermo, tutti sanno che il Palermo se la gioca fino alla fine e questo penso sia per noi un grande risultato, l'inizio di un grande percorso. E adesso dobbiamo andare a cercare di fare la classica parità perfetta, perché è chiaro che per vincerci vorrà un grande Palermo, ma siamo consci di questo e siamo pronti a farlo. Dubbio Ioronen in porta, pronto in caso Gomis. Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto al match vinto contro l'Avellino. Pierozzi potrebbe essere arretrato in difesa assieme a Bani e Ceccaroni. A centrocampo, sulla destra, potrebbe giocare invece Rui Modesto. A Otto Jonsen ci sono Leduaron e Palumbo alle spalle di Poyampalo. Oggi fischio d'inizio alle 20:30. Difendere il secondo posto per arrivare al meglio ai play-off è l'obiettivo del Catania, che lunedì sarà di scena a Crotone. Francesco Triolo. Il Catania guarda ai play-off con nuove certezze. È il momento decisivo della stagione. I rossazzurri vogliono dimostrare di essere pronti. Tra le note positive degli ultimi giorni c'è il ritorno di Ciccerelli, qualità e imprevedibilità al servizio della squadra, con un minutaggio destinato a crescere, un'arma in più per Viali che punta a ritrovare brillantezza e incisività in fase offensiva.
Attenzione anche a Forte, pronto a dare peso e presenza in area. Il suo contributo può risultare determinante per un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con assenze e adattamenti. Il tecnico continua a lavorare sulle alternative cercando equilibrio e continuità. L'obiettivo è chiaro: arrivare agli spareggi promozione con un gruppo completo, competitivo e capace di cambiare volto durante la partita. Intanto il Catania deve difendere il secondo posto, manca poco per la matematica certezza, poi testa ai playoff dove serviranno condizione, profondità della panchina e qualità. E proprio da giocatori come Cicerelli e Forti può arrivare quella spinta in più per inseguire il sogno Serie B. Nella trasferta di Crotone di lunedì, Viari dovrà fare fronte a 2 assenze pesanti, Casasola e Jimenez, entrambi squalificati. Il tecnico studia le alternative e valuta possibili cambi di modulo. Si va dal ritorno alla difesa a 3 fino alla conferma della linea 4 con l'inserimento di Pieraccini al posto di Casasola e uno tra Gherardi e Allegretta accanto a Carnielutti. Sulla tre quarti, senza Jimenez, spazio d'ausilio, con Lunetta e Bruzzanini a completare il reparto. Ma non è l'unica opzione, attenzione anche a Lunetta falso 9, soluzione già testata. E prende quota anche l'ipotesi del 3-5-2 con Quaini e Di Tacchio in cabina di regia, Corbari mezzala e spinta sugli esterni affidata a Raimo e Donnarumma. E oggi, dopo il TG, come ogni venerdì, spazio a preview condotto da Marco Carli. Al centro del dibattito in studio il match fra Crotone e Catania di lunedì, ma anche le ultime sulle altre 2 siciliane di C. Dunque noi ci fermiamo qua, grazie per averci seguito, vi lascio appunto a preview. A tutti un buon pomeriggio.